di Gino i funerali di Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin, le parole di Gino, il dolore per la morte della nipote, ma anche la forza che cercava di trasmettere a tutta la sua famiglia. Caso Trump Junior, dopo l'esposto di Andrea Zanoni, la Procura di Venezia apre un'indagine sull'uccisione di una casarca, specie di anatra protetta in laguna. A Palazzo Balbi il Presidente del Veneto torna sul tema del fine vita che ha provocato una spaccatura nel centrodestra. Al vaglio una circolare per tutte le ULSS in modo da uniformare la procedura. Chiusa l'indagine della Procura di Treviso sulla banda di 4 tecnici che per mesi ha razziato i trasmettitori delle antenne telefoniche creando disservizi ai cellulari di mezzo Veneto, i responsabili verso il processo. Il 10 febbraio scorso in una scuola superiore di Rovigo era entrato in classe incappucciato ed aveva spruzzato spray al peperoncino provocando dei malori, individuato il responsabile, il 16enne dello stesso istituto. Giovedì pomeriggio a Motta di Livenza i funerali del piccolo Andrea Crosato, 7 anni appena morto per una malattia rara, il dolore dei familiari e dello zio Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Parla per la prima volta a Casa Pound Veneto dopo l'aggressione avvenuta sabato a Padova da parte dei militanti del centro sociale Pedro, il referente regionale. Sabato torniamo in piazza. Siamo figli preoccupati, preghiamo per lui. A Padova, per il Dies Academicus, il patriarca di Venezia rivolge un pensiero a Papa Francesco per le sue condizioni di salute. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito in primo piano il sondaggio di questa sera. È già forte il dibattito sul progetto della riforma sanitaria che trasformerebbe i medici di base da liberi professionisti a dipendenti del sistema sanitario pubblico, assegnati alle case e agli ospedali di comunità o alle centrali operative territoriali e nei distretti. No dei sindacati di categoria alla rivoluzione. Questo il quesito: trasformare i medici di base indipendenti delle ULSS. Sì 0422 16 26691, no 0422 16 26690. La chiamata è gratuita all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Veniamo alla notizia d'apertura, l'ultimo saluto nel Rodigino a Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin, morta improvvisamente a 76 anni. Ogni lutto ha scavato un solco più profondo dentro di lei. La sua forza l'ha sempre sostenuta, ma la morte di Giulia l'ha segnata. La morte di Giulia l'ha segnata profondamente, lasciandola senza più appigli. Aveva smesso di crederci, voleva mollare tutto. Poi un giorno, mentre parlavamo di sogni, si è resa conto che era un modo per onorare chi non poteva più inseguirli. E ho visto tornare una lieve luce nei suoi occhi. La voce si spezza a Gino Cecchettin raccontando dell'immenso dolore vissuto da Carla Gatto per la morte della nipote Giulia e dei sogni tenuti stretti fin da bambina, malgrado le fatiche, malgrado i lutti. La chiesa di Beverare è colma di persone e commozione. Insieme ai familiari Andrea Camerotto, cognato di Cecchettin, l'avvocato e amico Stefano Tigani, i sindaci di Vigonovo Luca Martello e di San Martino di Venezia Elisa Sette. Continuare a fare il bene anche quando si riceve il male è il filo che lega letture, omelia, commiati. Davide, fratello di Giulia ed Elena, scandisce le parole di San Paolo. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Concetto che Don Gabriele, ex parroco di Vigonovo e amico dei Cecchettin, riprende nell'omelia invocando il sostegno di nonna Carla. Non diventare anche noi portatori di male, portatori di odio, anche se lo abbiamo ricevuto. Perché Carla aveva messo a frutto i suoi talenti, come suggerisce la parabola, amando senza riserve la vita, la bellezza, la sua famiglia. Come parlava dei suoi nipoti, come parlava di loro e quanto le ha spezzato il cuore la partenza di uno di loro, della Giulia. Lei, che una vita non facile, non era riuscita fino a quel momento a piegare. Sei sempre stata forte e battagliera, mai stanca, non ti fermavi mai. A volte mi chiedevo come facesti a fare tutto ciò. Eri la mia roccia, il mio rifugio, la mia maestra di vita. I sogni non appartengono solo ai bambini. La nostra mamma, ha proseguito Gino, aveva iniziato solo da pochi anni a coltivarli davvero, dipingere, scrivere.
Viaggiare zaino in spalla resterà inesaudito. Mi raccomando, cerca di stare tranquilla, almeno adesso, dove sei penso non ci sia lavori da fare. Lascia tranquilli gli angeli e se li vedremo in giro sappiamo che si saranno presi una pausa dalle tue proverbiali chiacchierate. Oggi non voglio chiedermi perché ci sei stata tolta, ma voglio ringraziarti di esserci stata, sempre, la mia mamma, la nostra mamma. Non so come hai fatto, tu che hai sempre vissuto nel deserto, ad essere un'oasi per chi avevi vicino. Quando Monica ci ha lasciato, Elena ha detto, è con il nonno Alfredo. Ora sei con loro e con Giulia e ci fate sentire un po' soli. Ma sappiamo dove trovarvi e quando abbiamo bisogno di voi il cuore ci viene in aiuto. Sappiamo che il tuo abbraccio continuerà a proteggerci, invisibile ma eterno dentro di noi. Ti amo, mamma. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sul caso della battuta di caccia all'anatra che ha visto protagonisti Donald Trump Jr. e i suoi compagni, con tanto di abbattimento di un esemplare protetto di casarca anatra tutelata e non cacciabile, facilmente riconoscibile dal piumaggio arancione. Il fascicolo è stato aperto sulla base degli esposti presentati dal consigliere di Europa Verde Zanoni e da varie associazioni ambientaliste. L'ipotesi di reato è la violazione della legge regionale sulla caccia e sulla tutela delle specie protette. Al momento non è dato sapere se Trump Jr. sia indagato o meno, ma l'inchiesta affidata agli investigatori dei carabinieri forestali punta a capire chi abbia battuto l'anatra e se siano state o meno rispettate le norme sulla caccia regionale e italiana. A Palazzo Balbi il presidente del Veneto torna sul tema del fine vita che aveva spaccato il centrodestra in regione. Stiamo cercando di capire se con modalità delle circolari alle ULSS quantomeno di stabilire un modus operandi che sia rispettoso del fatto che il cittadino malato terminale che ha i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale abbia una risposta pressoché immediata. Nonostante le tensioni dei giorni scorsi con Fratelli d'Italia prima e con Forza Italia poi, che di fatto intorno al delicatissimo tema del fine vita hanno portato ad una spaccatura nel centrodestra in regione, il presidente Zaia va avanti e torna ad invocare una legge nazionale. Intanto però, in attesa di questa, la regione Veneto sta studiando una circolare per stabilire una procedura standard per tutte le ULSS che naturalmente, specifica Zaia, sia compatibile con la legge. Nell'ambito della libertà di fare una circolare cercheremo di capire fino a che punto si possono codificare questi passaggi che sono di natura tecnica e clinica. Veneto che per capire i margini di movimento in tal senso attende le motivazioni dell'impugnativa della legge toscana che prevede un periodo di 37 giorni dalla richiesta del paziente all'esecuzione del suicidio assistito. Non è una battaglia fondamentalista o estremista ma di civiltà, massimo rispetto, continua il governatore, per chi non la pensa come me. Credo che tutte le parti in causa abbiano un unico interesse, che è quello di chiedere una legge nazionale in un paese, evidenzia Zaia, dove nel 2017 è stata varata una norma per il cosiddetto testamento biologico. Chi è contro dovrebbe battersi con coerenza per vietare il fine vita, perché ricordo a chi è contro che in questo paese il fine vita esiste. Chi è contro deve prendere atto che oggi in questo paese è in atto un processo che lui non condivide. Rispondendo poi ad una domanda sull'autonomia nei giorni in cui al Ministero degli Affari Regionali riparte il tavolo sulle materie non LEP, Zaia fa il punto sull'iter in corso. Si va avanti con l'intento di preparare innanzitutto una intesa sulla prima materia delle 9 non LEP, che è la protezione civile. Non si esclude di lavorare anche di iniziare il lavoro anche su quello che è la previdenza integrativa e magari la giustizia di pace, che potrebbero essere ulteriori elementi in questa fase iniziale. Torniamo alla cronaca con l'inchiesta sulla 29enne che lo scorso 29 ottobre annegò la figlia appena nata nel WC di un night. Nei giorni in cui nascondeva a tutti la sua gravidanza in un diario segreto, scriveva di vampiri, si definiva lei stessa una vampira. Sono racconti inquietanti quelli che scriveva Melissa Russo Machado, la 29enne italo-brasiliana che ha ucciso la neonata che aveva appena partorito, affogandola nel WC nella stanza in cui viveva sopra il nightclub Il Serale, un locale di lap dance di Pieve di Sacco dove lavorava. In questa fase delle indagini è in corso una perizia psichiatrica nei confronti della donna che si trova attualmente
attualmente agli arresti domiciliari in Puglia a casa dei genitori con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla relazione di parentela. Gli inquirenti vogliono capire se fosse capace di intendere di volere quando il 29 ottobre ha ucciso la figlia. L'orrore si è consumato in pochi minuti, il parto da sola, senza aiuto, poi la decisione di sbarazzarsi della neonata gettandola nel water, quasi a volerla cancellare. Dai primi dati emersi dall'autopsia sul piccolo corpicino è chiaro che la bambina è nata viva e in salute ed è morta negata. È stata ritrovata acqua nei suoi polmoni ed alcune lesioni al cranio dovute allo schiacciamento nel water. Una fine orribile dopo aver respirato appena pochi minuti di vita. La 29enne era arrivata a Piove di Sacco già incinta di 4 mesi, aveva lavorato in alcuni locali notturni, forse la bambina era stata concepita con un cliente. Anche al sedale sembra ormai chiaro che le ragazze non fossero solo ballerine. Le indagini proseguono per ricostruire ogni minuto e ogni dettaglio di quella terribile notte, se la ragazza possa aver avuto dei complici. A maggio è prevista la prima udienza del processo. Chiuse le indagini della Procura di Treviso sulla banda di 4 tecnici che per mesi ha razziato i trasmettitori delle antenne telefoniche creando disservizi ai cellulari in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Impossibile chiamare ed essere chiamati, impossibile connettersi, perché i trasmettitori erano stati razziati, telefonini bloccati, un disservizio enorme, in tilt migliaia di cellulari Wind in varie zone tra Veneto e Friuli Venezia Giulia dal luglio 2022 a gennaio 2023. I 6 mesi da incubo in cui ha operato la banda delle antenne, 37 colpi messi a segno per i 4 ritenuti responsabili, tecnici specializzati dipendenti di una società di Monselice nei confronti dei quali la Procura di Treviso ora ha chiuso le indagini e per i quali si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo gli inquirenti, 4, agendo sempre tra loro in coppia, fingevano di dover fare degli interventi di manutenzione agli impianti di trasmissione. Poi, una volta saliti sull'antenna, la tecnica era sempre la medesima. Tranciavano i cavi di connessione degli apparati per rubare i trasmettitori, per l'esattezza sempre 3 unità radio che poi probabilmente rivendevano all'estero. Nel mirino gli apparecchi di Wind, che dei disservizi non aveva alcuna responsabilità nonostante gli strali degli utenti ignari che il gestore fosse a sua volta vittima della banda. 6 mesi di razzie concluse grazie alle indagini dei carabinieri. Nei guai sono finiti un 57enne residente a Terni, un 47enne di Villafranca in provincia di Verona e 2 cittadini romeni rispettivamente di 49 e 28 anni residenti nel Padovano e nel Vicentino. Il primo colpo a cornuda depredando l'impianto Wind di via Ugo Foscolo. Poi, vista la facilità del colpo, i 4 hanno pensato bene di continuare su quella strada con un'impressionante sequenza di raid nella Marca, a Oderzo, Castelfranco, Ponzano, Casier, Zero Branco, Videlago, Mareno di Piavo e Vittorio Veneto e Codogné. Nel Vicentino a 2 ville, Bolzano Vicentino, Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore e Rosà. Nel Veronese a Soave, Lazzise e Bussolengo. Nel Veneziano a Spinea Mirano, a Borbiago di Mira, in Friuli Venezia Giulia a Pordenone, Porcia, Fontana Fredda, Budoia, Aviano, Staranzano e Villese, spingendosi anche in Trentino Alto Adige, a Nave San Rocco e in Emilia Romagna a Bagnocavallo in provincia di Ravenna. Si tratta di atti da condannare fermamente. Il danneggiamento della rete digitale di comunicazione è un grave danno per i cittadini e per le imprese che necessitano di servizi digitali di comunicazione sempre più efficienti, oggi ed in futuro. È per questo che il governo e l'Europa stanno investendo molto nella modernizzazione e nel potenziamento delle reti digitali. E questo investimento deve essere tuttavia svolto nel rispetto dei territori e nel rispetto delle esigenze dei cittadini. E di questo che la provincia in futuro e oggi si farà garante. Interruzione di pubblico servizio è l'ipotesi accusatoria contenuta nel fascicolo aperto contro il ragazzo sedicenne residente in provincia di Rovigo che si era introdotto nella classe prima N dell'Istituto Superiore Ipia Marchesini spruzzando dello spray al peperoncino verso una decina di alunni presenti in aula in quel momento, provocando loro un'irritazione agli occhi e difficoltà respiratoria. Immediatamente dopo l'utilizzo dello spray, il ragazzo con il volto parzialmente coperto da un passamontagna è scappato facendo perdere le proprie tracce. L'intervento delle volanti prima e l'attività investigativa condotta poi dalla squadra mobile di Rovigo hanno consentito di individuare il presunto autore dell'episodio. Si tratterebbe di un alunno dello stesso istituto ma frequentante una classe del secondo anno.
Si terranno giovedì pomeriggio a Motta di Livenza i funerali del piccolo Andrea Crosato, 7 anni appena, morto a seguito di una malattia rara. Il dolore dei familiari e dello zio Emanuele, sindaco di Cessalto. Era un bambino con la grandissima voglia di vivere che hanno tutti i bambini. Sono stati 7 anni di amore puro che ci ha regalato, e adesso abbiamo appunto paura da familiari dell'abbandono, di questo distacco. Aveva appena compiuto 7 anni il piccolo Andrea e nella voce dello zio paterno Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, c'è tutto il dolore di una famiglia rimasta orfana. Era un piccolo miracolo Andrea, così lo aveva definito mamma Laura in un post su Facebook il giorno del suo compleanno, il 28 gennaio scorso. Il bimbo, affetto da una malattia rara, è spirato lunedì all'ospedale di Vicenza, lui che di battaglie ne aveva vinte tante, sempre con il sorriso e con una forza disarmante. Proprio ai sanitari, zio Emanuele rivolge un ringraziamento dal profondo del cuore. E soprattutto i medici che lo hanno curato e l'hanno tenuto in vita fino adesso, dall'hospice di Padova alla nostra ULSS, alla nostra famiglia. L'ultimo saluto giovedì alle 15:30 al Duomo di Motta di Livenza, dove ad abbracciare i genitori, Laura e Domingo, saranno davvero in tanti. Ci sarà anche l'uomo ragno, il supereroe preferito di Andrea, quello che in carne ed ossa gli regalava dei piccoli ma preziosi momenti di gioia, come quelli che lui a sua volta distribuiva a chi gli stava accanto. Non sono riuscito a insegnargli a giocare a calcio o andare in bicicletta, però lui mi ha insegnato cos'è la famiglia, cos'è l'amore, cos'è l'affetto, e questo rimarrà per sempre. Parla per la prima volta Casa Pound Veneto dopo l'aggressione avvenuta sabato a Padova da parte di una trentina di militanti del centro sociale Pedro. Erano rimasti solo 4 ragazzi che stavano raccogliendo i materiali, quando poi evidentemente, insomma, adesso senza voler io lanciarmi in un nesso causa-effetto, insomma, ma vedendo che il numero era diminuito, presumo, è arrivata un gruppo di persone che i ragazzi nostri hanno quantificato sulla trentina. È arrivato di gran corsa, tempo proprio di qualche insulto, ma nella fuga, diciamo, e subito hanno aggredito i nostri militanti. L'aggressione è avvenuta nei momenti finali del banchetto che Casa Pound stava facendo sabato mattina in Prato della Valle, un'iniziativa autorizzata dalla Questura di Padova. Il racconto di Carlo Cardona, referente regionale del movimento di estrema destra, ricostruisce il blitz degli attivisti del centro sociale Pedro, una trentina circa a fronte di 4 militanti di Casa Pound. Uno dei ragazzi ha avuto delle conseguenze pesanti rispetto all'aggressione, perché poi ha dovuto subire un'operazione perché ha avuto delle ossa rotte in faccia e hanno dovuto applicargli delle placche in titanio per ricostruire la faccia, ecco, rischiava di perdere la vista. In questi giorni la politica locale ha condannato la violenza subita dai militanti di Casa Pound, ma si è aperto il dibattito sui fogli di via disposti per alcuni antagonisti che però studiano a Padova. La presidente ANPI di Padova, pur condannando il comportamento degli attivisti del Pedro, chiede che non venga negata la possibilità di studiare in città. Se volevano avere il diritto allo studio potevano fare a meno di comportarsi da briganti. Ma a me sembra veramente una polemica incredibile, e una polemica che non coglie la gravità del fatto. Casa Pound spiega anche le parole usate nella nota ufficiale subito dopo l'aggressione. Quando Casa Pound sbaglia le pene sono molto molto severe, il circo mediatico si muove in maniera compatta nel condannare, nessuno si pone se uno dei nostri il problema ha diritto a studiare o meno dopo un eventuale caso successo, e invece vedi che qua c'è tutto un altro tipo di trattamento. Noi quando definiamo mafia antifascista è tutto questo mappazzone. I banchetti allestiti in Prato della Valle erano destinati alla raccolta firme per la reimmigrazione e il rimpatrio dei migranti. Casa Pound ha annunciato che sabato prossimo torneranno in piazza nello stesso punto in cui i militanti sono stati aggrediti.
Dies Academicus oggi a Padova della Facoltà Teologica del Triveneto, che celebra i 20 anni dalla fondazione. Anche il Santo Padre ha inviato un messaggio. Per lui in queste ore tutto il mondo sta pregando. Sentiamo allora le parole del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Il Santo Padre ha voluto esservi vicino oggi, tutti preghiamo per lui. Sì, noi siamo dei figli preoccupati per la salute del Papa e preghiamo augurandogli di ristabilirsi al più presto possibile e facciamo il tifo per lui e nello stesso tempo abbiamo una forza che è quella della preghiera che metteremo in atto. Restiamo a Padova, dove torna la seconda edizione del World Health Forum, l'evento che riunisce gli esperti della salute. Dopo il successo della prima edizione si terrà sempre a Padova dal 13 al 15 marzo la seconda edizione del World Health Forum, congresso internazionale pensato per riflettere sulle sfide e gli sviluppi della sanità a livello globale. L'appuntamento è stato presentato a Venezia nella sede della giunta regionale dal presidente Luca Zaia insieme al sindaco di Padova Sergio Giordani e dal coordinatore del comitato scientifico Giorgio Palù. Questa seconda edizione avrà come argomento principale la terapia genica. La terapia genica avrà sicuramente un'evoluzione e la sta già avendo nell'ambito dei tumori e anche delle malattie infettive, perché pensare di eradicare una malattia genetica come l'AIDS, quindi il virus che si integra nel nostro genoma e viene trasmesso come tratto ereditario alla progenie, quindi non si può che ricorrendo a tecnologie di questo tipo. Quindi questo sarà uno degli argomenti importanti. Nella 3 giorni di meeting si parlerà di medicina come prevenzione e benessere, medicina molecolare, terapie avanzate, ma anche di pandemie passate e di virus. Ci saranno almeno 3 relatori che parleranno di come utilizzare i virus per curare i tumori. Si chiama viroterapia dei tumori, cioè si modificano geneticamente i virus per attaccare solo le cellule tumorali e risparmiare le cellule sane. L'anno scorso i partecipanti sono stati circa 3.000 con 35 università coinvolte e 13 centri di ricerca internazionali, un successo che dovrebbe essere bissato quest'anno e che potrebbe diventare un appuntamento annuale come auspicato dal sindaco di Padova. Abbiamo un'università incredibile, un'azienda ospedaliera incredibile, per cui penso che sia il minimo. Padova deve rivendicare questo ruolo anche come assetto industriale, per cui è molto importante quello che viene fatto. Mi auguro che venga fatto di anno in anno, perché ha una valenza sia per la salute dei cittadini sia per l'aspetto commerciale. Ed è davvero tutto, ora vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.